È lunedì 4 marzo, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E da Emanuela Corsi, buongiorno. Allora stamattina ci occuperemo della Camera arbitrale, parleremo anche dei rischi e dei pericoli legati ad un nuovo virus, quello del dengue, e poi parleremo anche di economia con il BTP Valore. Ma intanto cominciamo subito con la cronaca. Mafia e business a Brancaccia, è stata fatta luce su un giro di estorsione di scommesse. Tra gli indagati il ferito della sparatoria avvenuta allo Sperone, pizzo a tappeto dagli ambulanti agli alberghi ma anche alle imprese. L'omicidio allo Sperone di Giancarlo Romano ha solo accelerato le manovre degli inquirenti per evitare ritorsioni e vendette. E così nella notte sono scattate le manette per 9 persone. Un colpo al mandamento di Brancaccio, un blitz programmato da tempo che ha avuto un'improvvisa accelerazione dopo l'ultimo omicidio. Romano aveva 37 anni, ma era già un astro nascente di Cosa Nostra. Nel blitz odierno anche lui doveva finire in manette. L'indagine si è concentrata sulle famiglie di Brancaccio, Rocella Guarnaschelli e Corso dei Mille, hotel, officine meccaniche, bar, venditori ambulanti di street food. Il pizzo si continua a pagare a tappeto. Ancora una volta, come era emerso in passato, regna il silenzio fra gli operatori economici che considerano le estorsioni come il male minore o addirittura un gesto di solidarietà. Si paga per paura, ma anche per convenienza e connivenza. Una dozzina le estorsioni ricostruite dagli investigatori, ma un solo imprenditore che sta ristrutturando un condominio nella zona di via Messina Marina ha deciso di denunciare. Preme dire che questa accelerazione, questa progressione, sia dal punto di vista giudiziario che investigativo, è certamente il frutto dei recenti eventi fatti di sangue che sono avvenuti nell'area fondamentale di Brancaccio. Chiaramente mi riferisco al grave fatto di sangue avvenuto il 26 febbraio che è costato la vita a Romano Giancarlo, nonché al grave ferimento appunto di Caruso Alessio Salvo. E poi c'è la droga, con lo Sperone che si conferma una delle principali piazze di spaccio e i pannelli per le scommesse clandestine. La mafia non molla nulla, una piovra asfissiava anche chi vendeva lo sfincione per strada. E adesso parliamo di sanità. Il 12 marzo le famiglie dei piccoli pazienti del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina manifesteranno a Palermo per chiedere la deroga della struttura d'eccellenza. Intanto si alza la loro voce. Sentiamo. L'omicidio allo Sperone di Giancarlo Romano ha solo accelerato le manovre degli inquirenti. Non è corretto, non è giusto, proprio non ha senso. È una delle voci delle famiglie del centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina. Antonio in quel reparto ha trovato una famiglia nel momento più difficile e adesso racconta la sua esperienza, una testimonianza di ciò che rappresenta quel reparto di eccellenza. Non deve chiudere, noi vogliamo il CCPM aperto, noi vogliamo la deroga al decreto Balduzzi che è altamente bypassabile, noi vogliamo che la politica si impegni a qualunque azione mirata affinché ci siano 2 centri in Sicilia. I numeri parlano di un reparto in piena attività. Negli ultimi 6 anni sono stati eseguiti 168 interventi in media all'anno di estrema difficoltà sui cuoricini di piccoli pazienti. Taormina in questo momento il reparto è pieno, la terapia intensiva è piena. Abbiamo operato oggi, opereremo anche sabato, abbiamo operato 2 notti fa, quindi il servizio è attivo 24 ore su 24. Non abbiamo ricevuto nessuna riduzione dell'attività, sapevamo che sarebbe andata così e oggi stiamo continuando a lavorare. Il prossimo 12 marzo le famiglie saranno a Palermo davanti Palazzo Dorrean per sensibilizzare la Regione al mantenimento all'ospedale San Vincenzo del reparto di eccellenza gestito dal Bambino Gesù di Roma. Abbiamo deciso di organizzare una manifestazione a Palermo perché la Regione deve ascoltare le nostre esigenze, non sono velleità. I bambini, i nostri figli sono stati operati e salvati dal centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina ed è un centro che funziona, per cui la politica deve prendersi le proprie responsabilità. La deroga, sostengono, è possibile anche perché in Italia ben 6 regioni, Liguria, Lombardia, Veneto, Toscana, Marche e Puglia, non rispetterebbero i parametri del mero bacino di utenza, ma mantengono in deroga più centri di quelli previsti. Io credo che sia arrivato il momento che vengano date delle risposte concrete a chi ha usufruito di un centro, ha avuto dei servizi, delle attività soddisfacenti e oggi se lo vede chiudere sulla base di una mera scelta politica.
Adesso è lunedì, ci occupiamo di calcio. Stamattina il Catania, dopo la vittoria, dopo la sbornia di Coppa Italia, diventa di nuovo piccolo e si inceppa in campionato. La squadra di Lucarelli contro il Monterosi, che è il penultimo in classifica, ha strappato appena un pareggio in rimonta giocando in casa. Ci sono stati anche tanti fischi al termine della gara. Sentiamo il servizio. Il Catania torna piccolo piccolo e al Massimino si fa imporre il pari dal Monterosi, penultimo della classe. La serata col Rimini è già lontana e i tifosi a fine gara contestano alla squadra il non gioco e la scarsa grinta messa in campo. Anche contro i laziali, come spesso avviene in campionato, la squadra di Lucarelli evidenzia le croniche difficoltà offensive. Il primo vero tiro nello specchio della porta arriva infatti al minuto 80. Lucarelli, dove è necessario, si affida al turnover. In difesa Curato e Conte giocano centrali. A metà campo c'è Zammarini dal primo minuto, mentre in attacco Cianci parte titolare. Una punizione di Chirico calciata alta è l'unico tiro verso la porta avversaria dei rossazzurri nella prima parte di gara. Il Monterosi ci prova con Parlati e alla mezz'ora passa, con Rossi che di testa beffa la difesa rossazzurra, portiere compreso. La reazione del Catania è in questo tiro dalla distanza di Celli, ma è decisamente troppo poco. Il Massimino fischia e ha ragione. Nella ripresa escono Chirico, Celli e Cicerelli ed entrano Chiarella, Averi e Costantino. Lucarelli ridisegna i suoi con la difesa a 3. Il Catania non riesce comunque a scardinare il dispositivo difensivo degli ospiti. Peralta, dietro le punte, la mossa di Lucarelli per potenziare l'azione offensiva, ma cambia poco. Ci prova Costantino dal limite, ma forte e reattivo. È comunque il preludio al pareggio del Catania, confezionato, vista la sterilità degli attaccanti, da due difensori. L'angolo di Peralta trova la sponda di Curato che innesca Conte. Il sinistro del croato si infila tra palo e portiere e rimette in equilibrio la gara. Catania 1, Monterosi 1. Subito dopo la rete rossazzurri però rischiano di andare sotto. Albertoni neutralizza il tentativo di Di Francesco. Nessuna emozione nel recupero. Il Catania adesso farà bene a guardarsi le spalle. E allora noi ripartiamo proprio da questo, con la rassegna stampa di Emanuela, perché è lunedì e allora si tirano le somme sui quotidiani, non solo sportivi, di quanto è avvenuto nel fine settimana calcistico e non. Partiamo dalla Sicilia, appunto, che fa un quadro di quello che è successo ieri durante questa partita Catania-Monterosi finita 1-1, e allora vediamo un passo avanti e 2 indietro, e con la penultima in classifica si rischia un'altra figuraccia. Un punto a fatica, i laziali gelano il Massimino con il gol di Rossi. Nella ripresa Contec trova il pareggio, ma al fischio finale scatta appunto la contestazione, come abbiamo visto nel nostro servizio. Qui ci sono le foto dei due momenti dei gol, i gol che hanno deciso la sfida di ieri al Massimino. In alto appunto il gol di Rossi alla mezz'ora del primo tempo, sotto il pareggio di Contec a 7 minuti dal 90esimo. E poi andiamo a vedere anche l'altra pagina, le interviste. La stanchezza ci ha tolto la lucidità, parla Lucarelli. Dopo Rimini dovevo cambiarne 11. Lucarelli rilancia: non sono preoccupato, ci manca soltanto la continuità di risultati. Prendetemi per matto, ma io vi ribadisco, riparliamone a fine stagione. Ora dobbiamo lavorare per vincere la Coppa Italia ed essere protagonisti nei play-off e vincerli. Prego, a te. Vediamo anche la foto però di Rospelligra, appunto, che è venuto a dare sostegno al Catania. Rospelligra è stato qui per la finale di Coppa, la semifinale di Coppa Italia con il Rimini, che ha dato poi l'accesso alla Catania alla finale, che si giocherà diciamo il 19 di marzo, l'andata a Padova, contro il Padova, e poi si giocherà il 2 di aprile al Massimino per il ritorno. Diciamo che questo è un Catania, il titolo della Sicilia faceva capire come sia un Catania al passo del gambero, cioè un passo avanti e 2 indietro. Esatto, cioè non è un Catania che è lineare, non è un Catania che viaggia sicuro, spedito, anzi è un Catania che soprattutto con le squadre di bassa classifica, cioè quelle squadre che hanno un determinato carattere, voglia di lottare e che si chiudono molto bene, trovato il gol, riescono insomma in qualche modo ad imbrigliare la squadra rossa-azzurra, ha sempre delle difficoltà, si è visto tante volte quest'anno. E ieri fortunatamente, diciamo così, la squadra di Lucarelli è riuscita ad acciuffare il pareggio, perché molte altre volte, 9 volte in questa stagione, preso il gol, il Catania
non era riuscito a rimettere la partita, non a vincere, a ribaltarla, ma a rimetterla in parità. Ieri è arrivato questo gol di Contek, confezionato sull'asse Peralta, curato, dicevo Contek, un po' diciamo a sorpresa, perché le punte ieri, mancando di Carmine, hanno fatto davvero poco, pochissimo. Catania ha tirato una sola volta, forse mezza volta nel primo tempo in porta, l'ha fatto su punizione con Chiricò, poi un tiro di Celli, ma nella ripresa soltanto un tiro di Costantino ed il gol. Questa è la fotografia della partita offensiva del Catania, che ha sofferto tanto, ha avuto diciamo difficoltà, non tanto ha sofferto l'avversario, ma ha sofferto nel non sapere proporre una sua azione offensiva, nell'aggressione dell'avversario, aggressione chiaramente agonistica in campo, e costringere il Monterosi insomma alla difensiva, ma una difensiva però concreta. Invece il Monterosi ha fatto il suo, il compitino facile facile, senza mai in affanno. Ha sofferto anche il pubblico, perché i tifosi insomma si aspettavano una vittoria, diciamocelo chiaramente. Ma dopo quello che c'era stato contro il Rimini, evidentemente ci si aspettava finalmente un inizio di di un filone positivo. In realtà il Catania non riesce mai a fare una serie di risultati positivi, cioè fare 4 vittorie di seguito oppure 3 vittorie, un pareggio, una vittoria, un pareggio e poi altre 2 vittorie. No, non c'è mai stato quest'anno questo tipo di campionato. L'effetto sorpresa non manca mai in nessuna partita. Va bene, andiamo avanti allora. Ovviamente volevo dire che chiaramente stasera approfondiremo, anzi lo faremo alle 14:30, lo faremo su Telecolor, però i fatti diciamo sportivi li trattiamo su Telecolor alle 14:30 con l'anteprima, e poi stasera c'è Corner 20:45 come sempre su Corner e su Telecolor, per sviscerare ancora di più qual è la situazione di questo Catania. Va bene, allora intanto vediamo la prima pagina della Sicilia, dopo aver letto quella sportiva. Vediamo intanto le europee. Sicilia salvagente per gli spaiati. De Luca, esentato dalle firme, parla con i leghisti delusi, Alemanno, Rizzo e Italexit. Cuffaro al bivio, centrino o ospite di un partito. Questo è un po' il quadro che si sta delineando in vista delle prossime elezioni europee, ma poi vediamo anche questa notizia: legami di sangue, cugini soldati di Marianopoli e Resultano morti entrambi a Dachau, le famiglie si incontrano, pensa, dopo 80 anni. Ad Acireale, in un'autobiografia, il racconto di 2 sorelle appunto che si ritrovano. Altre notizie, vediamo Toronto, salta la cena per Meloni, Salvini invece si congratula con Trump, le fibrillazioni politiche che vedremo meglio tra poco, quando vedremo anche i quotidiani nazionali. Per quanto riguarda l'ambiente, c'è la legge sui tartufi che dorme in un cassetto, appello alla Regione. Poi oggi si parla di questo Mike, di questo ragazzo, il laureato più giovane d'Italia, pensa, è siciliano ed è già un globetrotter. E ancora vediamo a Palermo il sistema turismo nelle mani dei clan. Blitz a Brancaccio con 9 arresti. Abbiamo visto anche oggi il servizio in apertura della nostra trasmissione. A Chianciano, stupro di gruppo durante il ritiro, sotto indagine 2 giovani atleti. E purtroppo le brutte notizie non si fermano qui, perché a Napoli turista inglese è stata violentata nel bagno, il barman incastrato da telecamere e DNA. A Ravenna una scia di abusi su giovani pazienti, infermiere, finisce in carcere. Queste le notizie di cronaca appunto dalla Sicilia al resto d'Italia. E poi, per tornare in Sicilia, nella provincia di Catania, nuovo allarme a Paternò, 3 accoltellati in 2 giorni, esplode il problema della sicurezza. Ci riferiamo al campo dove vengono dove dormono i braccianti. La baraccopoli di Ciappe Bianche, dove si trovano appunto questi braccianti extracomunitari, e continuano ad esserci. Ricordiamo che c'è stato un omicidio il 4 febbraio scorso, dopo una lite appunto tra 2 connazionali, ma a quanto pare anche questo weekend è stato connotato
connotato da ancora liti, scontri, accoltellamenti. Fortunatamente non si è arrivati all'epilogo tragico, però purtroppo continuano ad esserci tensioni e lo vediamo qui. Allarme criminalità a Paternò, feriti 3 nordafricani in una rissa, un mese di distanza appunto dall'omicidio di Mohamed Muna, weekend di violenza e tensione in città. Ricordiamo che tra l'altro questa settimana è previsto anche un incontro in prefettura dove mercoledì, se non sbaglio. Esatto, dove si incontreranno tutte le parti e sarà presente anche il sindaco che ha firmato un'ordinanza di sgombero appunto della baraccopoli che si trova in quest'area. La prima pagina di Catania, della provincia di Catania, ora è la Lega a scaricare Cantarella. È un seguito, diciamo, della prima pagina di ieri. Il capogruppo Musumeci della Lega, dopo le dichiarazioni dell'ex assessore, ha detto pieno sostegno a Trantino. Cosa è successo? La Lega fa quadrato attorno a Enrico Trantino e molla l'ex assessore Fabio Cantarella, che ieri aveva criticato il sindaco sui termovalorizzatori e preso le distanze dal gruppo consiliare appunto capeggiato da Musumeci, che invece fa quadrato attorno al sindaco, affermazioni incomprensibili e che non rispecchiano appunto la linea del partito. Questa la sua risposta dopo le dichiarazioni di Cantarella. E poi, travolto sulle strisce, 93enne Adranita muore 2 giorni dopo. Caccia all'automobilista che dopo averlo investito non lo ha soccorso e ad alcuni passanti avrebbe detto è caduto. L'incidente è avvenuto venerdì mattina, l'anziano è deceduto ieri nell'ospedale catanese Garibaldi. Vediamo la prima pagina del Giornale di Sicilia, ecco che si parla appunto del blitz di domenica a Palermo, affari di mafia dietro il delitto, colpo al clan di Brancaccio, 9 arrestati tra cui il ferito della sparatoria allo Sperone. Luce su un giro di estorsioni e scommesse, era coinvolto pure Giancarlo Romano, appunto la vittima. Blitz di domenica, indagini accelerate per evitare ritorsioni e vendette dopo l'omicidio. Pizzo a tappeto dagli ambulanti a hotel e imprese. E poi a proposito di questo ti faccio vedere su Repubblica oggi c'è una pagina molto interessante proprio su Repubblica Nazionale. Su Repubblica Nazionale, sì, le intercettazioni di Giancarlo Romano. La mafia ha ideali, i giornali ci infangano. Il manifesto del boss che è stato ucciso a Palermo. Oggi appunto Repubblica, in questo articolo di Salvo Palazzolo, prende delle intercettazioni e appunto le pubblica. Giancarlo Romano è stato assassinato lunedì dopo una lite, ricordiamo, con i rivali sulle scommesse clandestine. Noi contro Stato e polizia e preghiamo Dio, avrebbe detto. Ecco qui, Giancarlo Romano odiava i cronisti che avevano scritto dei baby pusher nel suo quartiere. Stanno confondendo questa delinquenza con i nostri ideali. Diceva ai complici e non sospettava di essere intercettato. Quando parlano sui giornali dei bambini che spacciano, discorsi che a noi non ci interessano, e mettono la parola mafia, gli serve per infangare quella parola, solo esclusivamente per quello. E ancora ribadiva: perché io non permetterei mai che un bambino spacciasse droga, sarebbe contro i miei principi. Quindi è un vero appunto e proprio manifesto criminale quello che Romano voleva lanciare dalla periferia orientale di Palermo, un tempo regno dei mafiosi, delle stragi. Abbiamo il tempo per la prima pagina della Gazzetta Ok, vediamo del Sud. subito la Gazzetta del Sud, che invece parla del lavoro, il piano del lavoro di Messina. WeBuild avvia le selezioni del personale da impegnare nei grandi cantieri. Ricordiamo che WeBuild è soprattutto il general contractor poi della realizzazione della ponte. Fronte comune delle istituzioni per rilanciare i livelli occupazionali, soprattutto quelli giovanili e femminili. E poi c'è una notizia, vediamo la foto nel taglio centrale, Antonio Presti che dice lascio Tusa e dono la Fiumara. L'annuncio: sposto le stanze d'arte dell'atelier sul mare. Il mecenate, dopo le vicissitudini amministrative, ha deciso di non riaprire appunto l'albergo Atelier sul mare di Tusa e di spostare le stanze dell'arte, e però annuncia un nuovo progetto sull'Etna
e una triennale sostenuta dalla Regione. Non mi hanno compreso né le istituzioni né il territorio, questo è il suo amaro sfogo. Benissimo, grazie Emanuela, fra poco torniamo da te perché vedremo i giornali nazionali, noi facciamo una brevissima sosta. Bentornati a Buongiorno Sicilia, allora di nuovo da Emanuela Corsi per la rassegna stampa nazionale. Partiamo dal Corriere della Sera di oggi. Il titolo in grande è questo: così ho colpito il drone. Parla il comandante della nave italiana Caio Duilio nel Mar Rosso, che appunto ha colpito il drone da un attacco, difendendo la nave da un attacco degli Houthi. Lui si chiama Andrea Quonda Matteo. Poi Gaza, la tregua è lontana, intanto la missione Aspides domani arriva in Senato, la ricostruzione appunto dell'attacco Houthi alla Caio Duilio nel Mar Rosso, dove la tensione è molto alta ormai da settimane. Leao, il calcio è gioia e i social sono pericolosi. Vediamo questa fotonotizia dedicata proprio al talento del Milan, che è stato intervistato oggi dal Corriere. Dice: quando smetterò solo musica e moda, quindi ha già progetti per... Idee chiarissime. Esatto, per il dopo calcio. Ma è giovanissimo, quindi ancora... Quanti anni ha? 24. È giovanissimo, ancora... Un po' l'età si è allungata, no? nel calcio. Diciamo che per le caratteristiche che ha ancora potrebbe andare avanti, ma certamente non potrà arrivare ai 40 anni, ecco, per il suo modo di giocare. Cosa c'hai contro i quarantenni? No, dico perché il dispendio fisico per il tipo di calcio certo. E per la esplosività che ha nella sua corsa, Leao chiaramente non potrà assicurarlo fino ai 40 anni, ma immagino ai 35 anni, 35-36 potrà arrivare. Vediamo nel taglio invece alto: politici spiati, il dossier, l'ira del centrodestra e i procuratori chiedono di essere sentiti. Sono tantissimi nomi finiti in questa inchiesta di Perugia, appunto su questo monitoraggio abusivo che è stato fatto su politici, VIP, imprenditori, all'epoca insomma da un finanziere e da un PM che all'epoca erano in servizio alla procura nazionale antimafia. Le toghe contestano i test, ci vogliono screditare magistrati e prove psicoattitudinali. Su questi test, per entrare in magistratura, l'ANM va allo scontro ancora una volta con il ministro Nordio e l'intero governo. È evidente la natura demagogica di questa operazione, scrivono i magistrati compatti, che introduce una specie di screening di massa. E poi c'è un caso, purtroppo l'ennesima violenza di gruppo, l'abbiamo vista anche sulla stampa regionale. Io violentata, schermitrice denuncia 3 atleti, avviene a Siena durante un ritiro. Lei aveva soltanto 17 anni. Andiamo a vedere intanto all'interno del Corriere della Sera un po' questa storia, l'abbiamo chiamato monitoraggio, ma insomma in realtà erano spiati sia politici ma anche altri uomini e donne del mondo dello spettacolo. L'ira del centrodestra, la Lega, un attacco alla democrazia. Il Carroccio, verifiche adesso sulla Guardia di Finanza e l'antimafia. Forza Italia dice uno scandalo, il PD no a reazioni scomposte. Qui vediamo alcuni dei nomi che sono finiti appunto in queste intercettazioni. Ci sono anche alti esponenti del governo, tra cui ministri, e anche qui vediamo gli altri volti. Per esempio c'è anche Fedez, che è finito in questa vicenda, il rapper e imprenditore. Oggi non si parlerà tanto di Fedez quanto della Ferragni, però anticipo perché ieri è stata ospite da Fazio, quindi altra storia. Forse un po' di delusione per quello che ha detto, perché ha ricalcato, dicono, un'intervista di qualche giorno fa. Sì, diciamo non ha detto nulla di eclatante rispetto a quanto già detto nelle scorse settimane. Pronti a riferire in Parlamento a CSM e Parlamento la contromossa dei procuratori, le richieste di audizioni di Cantone e Melillo. La schermitrice stuprata dopo il
pub Chianciano, la 17enne uzbeka denuncia indagati 3 giovani atleti italiani. Scontro adesso con la federazione. E poi invece c'è una storia di un presunto stupro che avrebbe commesso un calciatore, che però è stato scagionato da questa pesantissima accusa. La ragazza violentata, nel parco erano altri uomini, volevo soltanto aiutarla. Appunto lui è stato scagionato grazie al DNA, la notizia in realtà è uscita ieri, però oggi c'è questa intervista sul Corriere della Sera di Stanislav Bayrov di 25 anni, che appunto era stato accusato inizialmente di questo terribile reato. Il padre di Giulia Cecchettin, vicino ai genitori di Filippo. Ieri Gino Cecchettin è stato anche ospite da Fazio per presentare il nuovo libro, anzi l'unico libro che ha scritto finora, si chiama proprio Cara Giulia, e si è un po' confessato, ha raccontato non solo i momenti drammatici della morte della figlia, ma anche il dopo e quali sono i suoi progetti. Insomma, nella chiacchierata ha detto anche di aver sentito diverse volte via messaggi i genitori di Filippo Turetta. C'è un altro caso di cui si parla oggi, di questa 18enne che ha ucciso il papà perché picchiava la mamma e lei, e adesso la madre difende la figlia, dice: mio marito mi avrebbe uccisa appunto se non fosse intervenuta lei. Asti, in comunità la ragazza che ha colpito a morte il padre violento. I vicini dicono mai segnali. Andiamo a vedere la prima pagina di Repubblica di oggi. Meloni, allarme Abruzzo. Si parla di politica, il centrodestra alla prova, la Premier torna dall'America e corre a Pescara per il comizio elettorale. I sondaggi regionali preoccupano il governo, bisogna evitare il bis del voto sardo. Intanto la TV americana Fox la attacca e dice cocca di Biden, e Salvini ne approfitta invece per lodare Trump. Sì, c'è una foto che, insomma, in cui la Meloni viene diciamo abbracciata da Biden, sì, come se fosse, insomma, una persona, figlia, esattamente. Sì, diciamo c'è un atteggiamento molto confidenziale, quasi familiare tra di loro. Lo scandalo dei dossier si allarga, come abbiamo visto prima, intervengono il Copasir, adesso è l'antimafia. Nel taglio basso vediamo schermitrice accusa, abusata da 3 atleti, ora li rivedo in gara. E poi il personaggio Chiara Ferragni con Fedez, vediamo, ma è crisi vera. Ecco, questo a proposito della crisi coniugale con Fedez, dopo la domanda appunto di Fazio, che le ha chiesto ma insomma quali sono i vostri rapporti, lei ha detto ci sentiamo, però... Anche se ha ammesso che non è la prima crisi che vivono. No. Non è la prima crisi, però dice una cosa vera, perché tanti, anche Fazio diciamola un po' pungolata, ma non è che è una montatura, visto che voi vivete sostanzialmente sempre sotto i riflettori, siete sempre sui social, tutto viene sempre condiviso con i follower, anche il privato, e lei invece ha smentito categoricamente, appunto non è una trovata pubblicitaria, ma è proprio una vera e propria crisi. Ma noi diciamo anche, vogliamo essere un po' cattivelli, fosse stata una trovata pubblicitaria non l'avrebbe ammesso mai, probabilmente. Potrebbe anche essere una strategia. Non lo sappiamo, lo scopriremo sicuramente, speriamo di no, perché insomma... guerra agli Houthi, opposizione divisa sulla missione, poi la tregua a Gaza è il nodo della lista degli ostaggi vivi. Andiamo a vedere adesso Libero. Libero mette in primo piano appunto questo scandalo dei dossier, spiavano per sabotare il governo, sarebbero migliaia gli accessi illegali alle banche dati della finanza concentrati nei giorni della formazione dell'esecutivo. Bufera sull'antimafia, gli ex procuratori passati alla politica. Da sinistra nessuna condanna, lo abbiamo visto anche prima, il Movimento 5 Stelle minimizza, il PD difende le violazioni. Questo scrive appunto Libero. Vediamo La Nazione, anche qui l'apertura è dedicata al caso dossier che scuote la magistratura. I procuratori Cantone e Melillo chiedono di essere sentiti da CSM, Commissione Antimafia e Copasir. L'inchiesta di Perugia si allarga, la maggioranza sollecita un'operazione verità sullo spionaggio di politici e VIP. La Lega subito in audizione i vertici della finanza.
Vediamo ancora qualche prima pagina velocemente. Sì. La Stampa, l'Italia guiderà gli aiuti a Gaza. Intervista al ministro degli esteri Tajani che annuncia lavoreremo con le agenzie umanitarie, assalto Houthi con i droni nel Mar Rosso contro la nostra nave. Il comandante dice noi preparati a reagire. Poi vediamo le due foto, sempre che la Stampa mette un po' che fanno l'una da contraltare all'altra. Ecco, da un lato il mistero di Kate, della principessa che è sparita purtroppo da gennaio, non appare in pubblico. Lei tra l'altro, come scrive anche la Stampa, era la principessa più mediatica della storia, perché era una che comunque parlava molto anche tramite i social con i suoi sudditi, e invece dall'altro lato la regina dei follower per eccellenza, che si fa vedere in pubblico lo sfogo di Chiara, Fedez e l'odio social. Ferragni si confessa. Ricordiamo però che la principessa ha avuto problemi di salute, quindi anche questo, diciamo, è un mistero probabilmente legato anche alle sue condizioni. E allora, in attesa di rivedere la principessa Kate Middleton, se non ricordo male, insomma, in pubblico, magari così si possano acquietare tutti questi rumors, noi ci fermiamo ancora e torniamo fra pochissimo con il primo dei nostri ospiti della mattinata. Parleremo di Camera arbitrale, cercheremo di capire qualcosa in più. E intanto ci godiamo le previsioni meteo. Bentrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo, questo aggiornamento previsionale, una giornata di lunedì 4 marzo sulla nostra penisola con una certa variabilità e instabilità atmosferica a causa di un'area di bassa pressione sul Mediterraneo, poi entro fine giornata in allontanamento verso Levante. Ma andiamo più in dettaglio e diamo uno sguardo proprio a cosa ci attenderà sulla Sicilia. Lunedì sarà una giornata con variabilità e instabilità, molte nubi daranno luogo a precipitazioni sparse, ma non escludiamo locali pause asciutte e assolate, poche variazioni termiche, ma attenzione alla ventilazione soffierà sostenuta da ovest-nord-ovest, specie sul canale di Sicilia, con mare sino a molto mosso, localmente agitato anche sotto costa. Ora uno sguardo alla giornata di martedì. Come vi anticipavo, la perturbazione si sposterà entro fine giornata verso Levante, permettendo martedì un parziale miglioramento, dunque gli ultimi effetti limitatamente all'area attorno allo stretto, altrove torneranno ampi spazi assolati, il tutto con temperature massime piacevoli per il periodo. Maggiori dettagli ed approfondimenti in merito sulla nostra app gratuita Trebi Meteo. Posso dirti ciò che sento da tempo? Dimmi. Tutti i giorni su Antenna Sicilia alle 12:50 e 19:20 c'è chi la vuole cotta. Ci siamo di nuovo insieme, buongiorno al nostro primo ospite di questa mattinata, buongiorno all'avvocato Alberto Giaconia, che è il presidente della Camera arbitrale forense di Catania. Perfetto. Allora, avvocato, è chiaro che adesso ci rivolgiamo a chi è a casa e cerchiamo di fare capire in maniera molto semplice, lineare, cos'è una camera arbitrale, cos'è l'arbitro, perché l'arbitro non è soltanto l'arbitro di calcio, però la figura dell'arbitro in qualche modo, metaforicamente parlando, la possiamo associare a questo tipo, diciamo, di servizio nuovo, anche per quanto attiene alle vicende giudiziarie. Certo. Andiamo con ordine, ci spiega cos'è intanto la Camera arbitrale? Certamente, la Camera arbitrale è un organismo costituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, che ha come scopo quello di favorire la cultura dell'arbitrato, di organizzare e gestire i procedimenti arbitrali che sono delle forme di risoluzione alternativa delle controversie. Mi spiego meglio. Oggi la giustizia civile, ma non oggi, da tanto tempo, è decisamente in crisi. I tempi della giustizia sono molto lunghi, manca la prevedibilità spesso delle decisioni, perché se un giudizio inizia oggi e finisce fra 8 anni, frattanto in questo periodo cambiano anche gli orientamenti giurisprudenziali. Insomma, una giustizia è vera ed effettiva se arriva in tempi ragionevoli. L'arbitrato, che è un procedimento previsto dalla legge, dal Codice di procedura civile, viceversa ha questa, diciamo, caratteristica di essere un procedimento celere. Secondo la legge dovrebbe durare non più di
240 giorni. Quindi se mettiamo meno di un anno. meno di 8 mesi. Se compariamo oggi con la legge Pinto, la ragionevole durata del processo nei 3 gradi è 3 anni il primo grado di giudizio, 2 anni il secondo, 1 anno Cassazione. Quindi 8 anni, e non sempre ci si arriva, sono un tempo eccessivamente lungo per ottenere giustizia. La Camera arbitrale quindi vuole offrire, e speriamo che offrirà, ai cittadini, alle imprese, uno strumento agile, veloce per la risoluzione delle controversie e per consentire concretamente l'esercizio del proprio diritto. Ma tutti, cittadini, comuni, aziende, si possono rivolgere all'arbitro, oppure ci sono dei casi in cui non si può arrivare all'arbitro? Benissimo, non tutte le controversie possono essere devolute all'arbitrato. Per esempio le controversie in materia di stato e capacità delle persone, separazione e divorzi, queste non rientrano nell'arbitrato perché il nostro ordinamento, il nostro legislatore ha fatto chiaramente una scelta. Ci sono diritti non, riservati alla giustizia statale, mentre la gran parte dei diritti disponibili, obbligazioni, contratti, appalti, possono essere devoluti all'arbitro. Quindi questo è il limite. La Camera arbitrale sta per organizzare un corso di alta formazione per arbitri, perché il vero problema è vero, ci vuole celerità, ovviamente, cioè l'obiettivo è la celerità, ma dobbiamo avere dei professionisti, cioè degli arbitri, che come ben diceva lei, sono al pari dell'arbitro che delle partite di calcio, comunque dello sport, è un terzo indipendente, imparziale e al quale le parti si devono affidare con grande tranquillità. Quindi le caratteristiche dell'arbitro devono essere competenza, qualità, efficienza, imparzialità e indipendenza. Ma questo strumento, che è relativamente nuovo, perché nel nostro paese viene utilizzato poco, il giudice di pace in qualche modo cercava di raggiungere questo obiettivo, che è quello di accelerare, alleggerire anche i tribunali di tante questioni. È uno step così successivo a quello del giudice di pace, va in conflitto. Allora, il giudice di pace è sempre comunque un processo, fra virgolette, che viene celebrato. Qui non si arriva alla fase del processo, è quasi extragiudiziale. Io parlo da utente, così magari spieghiamo a chi è a casa, no? Ecco, vedo di spiegare un attimo. In realtà, laddove si insorge una controversia tra due privati, tra un'impresa, tra due imprese, l'interessato può fare la scelta di affidarsi alla giustizia statale e, se la controversia ha un valore basso, la competenza sarà del giudice di pace, altrimenti del tribunale. L'arbitrato offre proprio l'alternativa di evitare di affidarsi alla giustizia statale e affidarsi agli arbitri attraverso, noi speriamo, la Camera arbitrale, che è un soggetto pubblico, perché il Consiglio dell'Ordine è un organo pubblico, e che seleziona gli arbitri attraverso un criterio di qualità. Qual è, la vera, il vero vantaggio dell'arbitrato? Che le parti possono scegliere un arbitro, quindi se si tratta se insorge una controversia in materia particolare, potranno scegliere l'arbitro che ha competenze particolari. Quindi questo può aumentare la competenza e la qualità della risposta giurisdizionale e anche la fiducia che le parti ripongono nell'arbitro. Perché se due parti riconoscono che un professionista ha delle qualità sia professionali che morali di alto livello, penso che possano, affidarsi senza alcun problema. In termini pratici cosa accadrà? In termini pratici accadrà che di qui a poco noi continueremo nella nostra campagna di promozione e di valorizzazione dello strumento e lo faremo conoscere. Gli avvocati, che sono i soggetti ai quali i privati, i cittadini si rivolgono, dovranno fare questa scelta, quindi è molto affidata ai nostri colleghi avvocati che, se faranno una buona opera di informazione nei confronti dei clienti, l'obiettivo è
consentire alle persone e alle imprese di risolvere velocemente e in maniera affidabile una controversia. Ma se uno dovesse essere insoddisfatto di quello che poi è stato l'esito di questo arbitrato, perché chiaramente bisogna anche ipotizzare questo tipo di soluzione. Esiste l'appello e in quel caso si finisce davanti al giudice ordinario, quindi c'è comunque una seconda chance. L'appello è ristretto a una serie di casi limitati, di nullità, però esiste anche la possibilità di un rimedio giurisdizionale. Quando sarete pronti? C'è già, diciamo, l'idea perché si possa... Noi stiamo organizzando questo corso di alta formazione per arbitri che si svolgerà dal 22 marzo al 24 maggio e ritengo che a giugno si potrà partire proprio con un'organizzazione che consente di avviare i procedimenti arbitrali e di questo daremo informazione. Questo senz'altro. Un'ultima domanda prima di salutarci. Abbiamo detto snellire, velocizzare e facilitare in qualche modo la soluzione in tempi chiaramente ragionevolissimi, perché 8 mesi non sono 8 anni. Cioè. Esatto, è proprio questo il tema. Questo 8 è mesi non sono... il concetto di tutto questo. L'avvocato, lei faceva riferimento al fatto che gli avvocati adesso diventano diciamo, la figura centrale. L'avvocato che dovesse decidere di fare l'arbitro fa una scelta professionale diversa rispetto a quella che poteva essere la sua, diciamo, la sua strada, o deve rinunciare, oppure diventa per alcune tipicità, per alcune situazioni arbitro e per altre potrà continuare a fare quello che faceva prima? Chiarissimo. L'avvocato rimane avvocato, continua ad esercitare la sua attività professionale, però ci sarà un registro degli arbitri, quindi affiancherà alla propria attività prevalente di avvocato quella di arbitro. Evidentemente laddove farà l'arbitro le parti non possono essere né clienti, né possono essere state clienti, né potranno esserlo, quindi sottolineiamo l'imparzialità e l'indipendenza. È giusto magari chiarire queste... Assolutamente. Perché altrimenti poi dici, ma come faccio io ad affidarmi a un avvocato che poi magari me lo potrò ritrovare? Non potrà. Non può essere stato e non potrà essere avvocato delle parti, per ovvie ragioni. Insomma. Benissimo, grazie all'avvocato Alberto Giaconia, che è il presidente della Camera Arbitrale Forense di Catania. In bocca al lupo. Sono io che ringrazio voi e ci auguriamo che possa avere successo questa iniziativa. Benissimo, grazie. Noi ci fermiamo, una breve sosta e poi un altro ospite qui a Buongiorno Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, buongiorno Sicilia, salutiamo, diamo il benvenuto al direttore di malattie infettive dell'ospedale, dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania, Carmelo Jacobello, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie dell'invito. Grazie a lei di essere con noi questa mattina, perché facevamo prima delle considerazioni mentre eravamo in pausa, che ormai ogni giorno, forse ogni ora, scopriamo l'esistenza di infezioni, di virus, di batteri che proliferano. Ci spiega intanto a che cosa è dovuto questo fenomeno? Perché magari noi eravamo abituati all'influenza stagionale, le malattie esentematiche, cioè pochi casi ristretti. Ormai non solo con il Covid, ma già da prima del Covid è iniziata una sorta di rivoluzione da questo punto di vista. Certamente stanno cambiando un po' gli aspetti climatici e questo sicuramente ha una notevolissima importanza sulla diffusione di alcune malattie virali trasmesse da vettori. Il vettore ha bisogno di un clima, di una climatologia molto particolare, che è quella tropicale e subtropicale. Ci stiamo tropicalizzando e quindi è molto facile che un vettore che prima non apparteneva alle nostre latitudini adesso è entrato, a partire dalla zanzara tigre, che è l'Aedes albopictus, come si dice in termine scientifico, che in questo momento appartiene proprio alla nostra vita quotidiana. E poi una parte anche dovuta all'uomo stesso. Quando si parla di batteri multiresistenti, su questa questione una responsabilità è l'uso indiscriminato di antibiotici. E questo chiaramente in qualche modo ha cambiato, no? Anche la lotta
a determinate infezioni, perché adesso c'è il superbatterio che è difficile da sconfiggere, arriva il super antibiotico e magari di questo parleremo fra poco. Ma questo virus chiamato dengue ci spiega intanto cos'è, per capire, e poi soprattutto perché adesso è anche da noi, ci sono aree geografiche, ad esempio l'America meridionale, il Brasile in particolare, dove la situazione è piuttosto critica. Beh, è uno degli arbovirus cosiddetti, cioè virus trasmessi da zanzare, sono come dire 3, soprattutto quelli più conosciuti. In questo momento c'è un'allerta mondiale per il dengue, soprattutto in Perù, e c'è stato un incremento quasi del 100% rispetto ai casi degli anni precedenti, e questo evidentemente rappresenta un grosso problema, ma purtroppo la diffusione di questa malattia virale è direttamente collegata alla presenza della zanzara che può trasmetterla. La zanzara Aedes aegypti è quella classica, diciamo, che lo trasmette regolarmente nelle zone ad alta endemia. Anche la zanzara tigre, Albopictus, come si dice, è diventata capace di trasmettere la malattia. Per cui in Italia ci sono stati, su 362 casi notificati nel 2023, ci sono stati 82 casi autoctoni. Autoctoni significa che si sono, come dire, sono casi che si sono verificati direttamente sul territorio e non di importazione. Evidentemente questo significa che c'è la zanzara capace di trasmettere il virus, e questo può avere ripercussioni anche in futuro piuttosto importanti. Cerchiamo di fare capire a casa, cerchiamo di capirlo anche noi, intanto se ci si può difendere in qualche modo da questo tipo di infezione, nel senso di prevenzione. Si può fare, non si può fare? Allora, c'è la prevenzione è direttamente legata ai mezzi di protezione individuale, ma questo è più importante in aree endemiche. Se io vado in Sud America, ma anche nel sud-est asiatico, perché c'è una diffusione anche tra i 2 emisferi di questa malattia, mi proteggo in questo modo. Poi c'è ovviamente la più importante, recentissima, è stata l'introduzione di un vaccino tetravalente. Tetravalente significa, siccome sono 4 sierotipi, 4 cugini, diciamo molto simili, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, questo vaccino vivo attenuato è in grado di coprire molto bene con una immunizzazione soggetti che evidentemente in questo momento non è prevedibile vadano vaccinati nel contesto del territorio in cui si trovano, cioè in Italia, ma se io devo fare un lavoro e andare a recarmi in Sud America, tanto per fare un esempio, certamente posso anche approcciarmi al vaccino ed essere in questo modo protetto. Ma che tipo di vaccino è? Ormai da tempo noi parliamo di diversi tipi di vaccini. Non è ad mRNA, quindi diciamo che sui Novax possono stare tranquilli. È il classico vaccino? È il classico vaccino virus vivo attenuato. Ora, i virus vivi attenuati sono comunque virus vivi, quindi da questo tipo di vaccinazione vanno esentati soggetti con patologie importanti immunologiche, perché soggetti fragili. Sì, soggetti fragili potrebbero avere una reazione importante, certo. Ma questo fa parte, come dire, si sa, e quindi si evita di fare vaccinazioni a questi soggetti. Ma su questo volevo insistere un attimo, nel senso che tutti noi siamo soggetti alla puntura della zanzara. C'è magari chi sviluppa la malattia e c'è chi non la sviluppa, ma esiste il soggetto che è immune perché ha delle capacità, diciamo, di reazione del suo fisico a questo tipo di infezione, oppure siamo tutti passibili di infezione? Questa è una bellissima domanda, perché effettivamente non è che ogni volta che abbiamo un contatto con un virus ci ammaliamo, anzi la malattia legata alla presenza del virus è la punta dell'iceberg rispetto a quanto abbondante è la circolazione del virus nella popolazione. Quindi in realtà ci ammaliamo
poco rispetto alla quantità di virus, e questo evidentemente attiene anche alle caratteristiche immunitarie di ognuno di noi, soggetti più giovani, sani. Al cosiddetto sistema immunitario, no? Che ci protegge. Esattamente, insomma il sistema immunitario ci protegge bene, e quindi siamo molto ben protetti. E d'altra parte anche rispetto al dengue i casi che vengono poi accertati clinicamente sono pochissimi rispetto alla reale circolazione del virus, quindi senza fare allarmismi, anzi bisogna stare tranquilli, perché la malattia tra l'altro è abbastanza benigna. Se volete parliamo dei sintomi. Ci sono, ecco, esatto, le volevo chiedere quali sono i sintomi, perché comunque si chiama febbre spaccaossa. Spaccaossa, perché il sintomo più fastidioso che viene avvertito in maniera è proprio le artromialgie. Sono mialgie molto importanti, in un certo senso per il periodo della malattia anche invalidanti, perché ti impediscono, i dolori muscolari sono così violenti che ti impediscono anche di muoverti e di camminare bene. Quanto dura? Complessivamente 7-10 giorni, con un periodo di incubazione che è di 5-7 giorni dalla puntura della zanzara. Ed è in questi 20 giorni, come dire, esiste la diffusione vera della malattia, perché il soggetto, come dire, sia in fase di incubazione sia in fase di convalescenza contiene il virus nel sangue. La zanzara, nel succhiare il sangue, che sono zanzare ematofaghe che hanno bisogno evidentemente del sangue per la loro prole, nel succhiare il sangue dell'individuo viremico, come si dice, è in grado poi di trasmettere la malattia ad altri individui. Quindi questo è il punto, diciamo, su cui bisognerebbe. Però adesso cerchiamo di... Una persona che è contagiata può trasmetterla a un'altra persona il virus? Oppure... Direttamente no. Direttamente questo no. è una... Assolutamente, ci vuole sempre la zanzara. Il vettore, il vettore diciamo. è la zanzara. Questo. È importante però conoscere in un certo senso la epidemiologia locale, perché in qualche circostanza può la trasfusione, per esempio, rappresentare un modo alternativo alla zanzara di trasmettere il virus. Di infettarsi. Diciamo. Quindi praticamente, certo, perché il soggetto che dona sangue e che magari in quel momento non sa di avere, o in una fase di incubazione sa di avere la malattia, potrebbe anche essere esso stesso un Ma vettore. quanto può resistere un virus in generale nel nostro corpo senza manifestare la malattia? Cioè c'è un periodo oltre il quale poi... Sì, ho capito la domanda, è molto interessante anche questa. La maggior parte dei virus di cui noi siamo affetti ha una precisa collocazione temporale dal punto di vista clinico e dal punto di vista del tempo di incubazione. Questi virus, arbovirus, fanno, come dire, non si differenziano dalla normalità. Ci sono virus che cronicizzano, e sono il virus dell'HIV, il virus delle epatiti, che sono quelli che maggiormente cronicizzano. Allora in questo caso evidentemente si può parlare anche di una, come dire, integrazione del virus all'interno dell'organismo anche per anni o per tutta la vita. Quindi insomma bisogna sempre fare attenzione. Prima di salutarci, professore, abbiamo parlato in generale noi a livello mondiale, a livello Italia, ma nella nostra regione, la nostra Sicilia, qual è, diciamo, ci sono stati dei casi, pochi casi? Uno, fino ad ora, nel 2023 uno. Diciamo che... Uno accertato. Accertato, perché certo. poi Appunto, diciamo quante che volte abbiamo dolori alle ossa e poi non sappiamo. Quello che sappiamo, ci vuole anche la febbre. Ci vuole la febbre anche, per esempio è molto alta in questi casi? Sì, molto alta, cefalea. Okay. La malattia ha anche due fasi, sembra che guarisca e poi riprende in una seconda fase, anche peggio talvolta, con forme emorragiche.
quelli sono i casi più drammatici, però insomma, si può curare a casa oppure necessita il ricovero, anche questo? Ma in genere la sintomatologia è così marcata che il soggetto si sente più tranquillo se è ricoverato, e anche noi ci sentiamo più tranquilli se lo ricoveriamo, perché può avere evoluzioni a volte rarissime, quindi non facciamo allarmismi di tipo encefalitico e cose di questo genere. Però ecco, questo diciamo, ci mette nelle condizioni di poter dire però che è importante, perché in Lombardia sono stati 112 casi notificati, quindi vuol dire che loro hanno un sistema di sorveglianza epidemiologica molto più efficace del nostro, e evidentemente ci pensano e fanno la diagnosi virologica specifica. E allora raccomandiamo chiaramente, quando ci sono sintomi di questo tipo, di questo genere, cosa fare? Per prima cosa? Per prima cosa rivolgersi al medico, magari poi alla fine il medico di famiglia, perché magari alla fine basta della tachipirina, meglio in questi casi la tachipirina rispetto all'aspirina, perché l'aspirina potrebbe favorire fenomeni emorragici, e rivolgersi al medico di famiglia, magari in 7 giorni, insomma sembra una forma influenzale, anche piuttosto impegnativa, ma il problema si risolve. Se la sintomatologia è troppo evidente, allora in questo caso ci sono gli infettivologi. Grazie al Carmelo Jacobello, che è il direttore di malattie infettive dell'azienda ospedaliera Cannizzaro di Catania. Ci ha dato tanti consigli e ci ha spiegato soprattutto come, non dico difendersi dal dengue, perché il morso di zanzara lo possiamo prevenire fino a un certo punto, però come fare eventualmente in casi di necessità. Grazie davvero, una buona giornata. Adesso ci fermiamo ancora, torniamo fra non molto, stavolta parleremo però di finanza, di economia, quindi cambiamo completamente tema e parleremo di BTP Valore. Cercheremo di capire soprattutto che cosa significa BTP Valore. A dopo. Buongiorno Sicilia, parliamo adesso di economia e di finanza in particolare, nel caso specifico. Buongiorno a Carmelo Nicolosi, che è un consulente finanziario. Grazie, buongiorno a voi. Con lui stamattina parliamo di BTP Valore, che sono dei titoli di Stato, intanto. Spieghiamo cosa sono i titoli di Stato? Assolutamente sì. Appunto, diciamo, venerdì scorso si è conclusa questa terza emissione appunto del BTP Valore, insomma. Abbiamo visto soprattutto le emittenti televisive pubbliche una pubblicità degli spot che hanno, come dire, diciamo, invogliato? Assolutamente sì, in maniera significativa. Penso insomma siano, diciamo, abbiano avuto un effetto preponderante nella scelta degli italiani appunto di destinare, spero, parte dei propri risparmi appunto su questi strumenti finanziari. Ma il BTP sostanzialmente non è altro che un prestito obbligazionario, diciamo, lo schema è molto semplice, dà corso all'insorgere di un'obbligazione tra due soggetti. Da una parte c'è lo Stato, che diventa il debitore, e dall'altro il privato, diciamo, risparmiatore, che, diciamo, diventa l'obbligazionista e quindi il creditore chiaramente del prestito obbligazionario. Questa, diciamo, appunto è una terza emissione che ha avuto, diciamo, dati da record, oltre 18 miliardi di masse raccolte, quindi, diciamo, la considerazione che piace agli italiani sembra assolutamente ovvia. Ma fin dalla prima credo che ci sia stato proprio un boom. Sì, assolutamente. Il BTP Valore ha dato seguito ad un'altra, diciamo, tipologia di BTP degli anni passati, sono stati quelli legati un po' all'inflazione, BTP Italia, BTP Green, quindi insomma tutto quello che riguardava sostanzialmente il mondo o comunque gli investimenti di natura ambientale, diciamo, dell'economia sostenibile. Sì. ESG oggi è un termine abbastanza utilizzato. Allora, un cittadino che decide di fare un investimento, perché si tratta di un investimento che viene ripagato poi con un tasso di interesse, no? Sì. È un investimento a 6 anni, BTP Valore ha una scadenza a 6 anni, c'è un taglio minimo, diciamo, quanto si può investire nel BTP Valore? Sì, la risposta è assolutamente sì. Il taglio minimo è 1.000 euro e multipli. Durata 6 anni, ma chiaramente è un titolo negoziabile. I titoli di Stato sono tra l'altro diciamo molto liquidi, quindi lo si può vendere da un momento all'altro e così lo si può anche riacquistare, diciamo, nel mercato secondario in qualunque momento.
Questi, nel caso di specie, prevedono anche una sorta di premio bonus alla scadenza, se quindi viene acquistato in fase di collocamento e mantenuto fino alla sua durata. Mi pare che riconosca uno 0,7%. Esattamente, 0,7%. E un'altra peculiarità è che la distribuzione delle cedole ha una cadenza trimestrale e non semestrale come avviene nei normali BTP. Allora, io acquisto delle quote di BTP perché in qualche modo favorisco lo Stato italiano, nel senso, acquisto parte del debito dello Stato italiano e questo debito resta in Italia, cioè non varca i nostri confini. È un'operazione che in qualche modo tende a evitare che ci possono essere poi delle speculazioni. Che l'obiettivo, è questo, speculazioni di altri stati oppure di privati che detengono il debito, della nostra Italia e quello diventa poi un po' più complicato, no? Perché finché resta in casa riusciamo a gestirlo meglio, sicuramente. Assolutamente sì. Diciamo che l'obiettivo primario appunto è quello di far cassa. I risparmi degli italiani confluiscono appunto nelle casse dello Stato e appunto lo Stato poi attraverso queste somme, questo introito dovrebbe riuscire a gestire il debito e a finanziare i piccoli e grandi investimenti. E come dicevi tu appunto la logica per cui è molto più lo Stato avvezzo a sostenersi con i risparmi interni che dare spazio a soggetti esterni che possono appunto avviare attività di natura speculativa. Questa idea del debito pubblico nasce dal fatto che il nostro debito pubblico è tra i più elevati tra i paesi industrializzati. Adesso non spieghiamo, siamo qui a spiegare come si fa a creare debito pubblico perché ogni giorno si crea debito pubblico, però gli italiani hanno una grande propensione, l'italiano medio ha una grande propensione al risparmio. È cambiato il modo di risparmiare degli italiani, cioè prima magari i risparmi stavano a casa, sotto nel materasso, sotto la mattonella. Come si sta evolvendo il risparmio in Italia? Che sviluppi ci sono? Ti ringrazio, la domanda è molto attuale e pertinente. A mia memoria i risparmi degli italiani 30 anni fa equivalevano a case. Il mattone per antonomasia, no? Ha sempre rappresentato lo strumento principe per l'italiano. Oggi devo dire che un po' sia i media, ma anche la consulenza finanziaria che sta sempre più prendendo piede, un po' seguendo il modello anglosassone, offre una variegata soluzione di strumenti ai quali anche il risparmiatore che fino appunto a qualche anno fa era indirizzato verso l'acquisto dell'immobile si sta pian piano avvicinando. Tornando all'argomento per cui di apertura del nostro spazio, il BTP è ancora oggi, dopo anni in cui a causa di una politica dei tassi diversa rispetto a quella che c'è adesso, è tornato in un certo senso in voga grazie proprio a tutte queste iniziative che il governo ha messo in atto. È chiaro che al di là di una pubblicità che è stata, come dicevamo prima, molto significativa e degli spot abbastanza ben fatti sicuramente che hanno invogliato proprio il risparmiatore, gli italiani ad avvicinarsi a questa attività finanziaria, va anche però dal mio punto di vista data qualche indicazione su quelli che potrebbero in casi estremi essere delle controindicazioni legate a questi strumenti. Come dicevamo prima, il titolo ha una durata e un qualunque investitore può durante il corso della stessa avere una necessità di liquidità, esattamente, no? O aspettata o inaspettata, e quando quindi io risparmiatore dovesse sorgere una necessità del genere e volessi prendere i miei risparmi investiti in un titolo di Stato, devo chiaramente innanzitutto fare devo fare riferimento, devo valutare il prezzo che il titolo vale in quel preciso istante. Nel momento in cui cerco di riscattarlo. Assolutamente. In un passato non molto remoto ma abbastanza recente, 2022, quando l'inflazione e i tassi di interesse hanno raggiunto valori molto importanti, i prezzi soprattutto di titoli di BTP
molto lunghi sono crollati in maniera significativa. E quindi chi ha nel proprio dossier titoli questo genere di BTP ancora oggi porta dei valori che sono lontani e di parecchio dal, diciamo, poi prezzo di rimborso, che dovrebbe essere il prezzo, diciamo. Magari io ho investito 5 e alla fine, quando chiedo il riscatto, non ne avrò 5, ma avrò, se è andata male, un po' meno, no? Cioè, nel momento in cui, esatto, oggi volessi come dire, vendere i miei titoli, avrò un valore inferiore al valore finale. Alla scadenza, salvo, diciamo, complicazioni esatto, del nostro paese, avrò il mio, diciamo, i 5 promessi che ho acquistato in fase di collocamento. Allora, chiaramente tutto questo va fatto con grande attenzione, magari con l'ausilio di un esperto, perché non sempre, insomma, noi non operiamo sulla finanza, nel mondo della finanza ogni giorno, e molto spesso magari possiamo incorrere in degli errori. La borsa oggi che cosa ci dice? È un periodo positivo, anche se ci sono strani movimenti di alcuni colossi a livello internazionale che fanno pensare che ci possa essere presto tempesta. Queste sono le avvisaglie, così, perché allora, magari se Zuckerberg vende quote importanti delle sue aziende, se Elon Musk fa altrettanto, se altri gruppi e grandi, diciamo, imperi della finanza mondiale, una banca importante statunitense ha piazzato una grossa fetta del suo capitale, forse ci si attende, dopo un periodo di crescita, qualcosa di diverso. Probabile, diciamo che non siamo nelle condizioni di poter fare previsioni. Questo è difficile, certo. Diciamo, noi ci occupiamo semplicemente di aiutare i nostri clienti a pianificare meglio i propri risparmi in base a quelle che possono essere le proprie poi esigenze e situazioni prettamente soggettive. E come dicevi tu, sì, diciamo, il periodo è buono, è da ottobre dello scorso anno che soprattutto i mercati azionari hanno avuto una svolta significativa, a parte un po' la Cina che invece da un quinquennio circa che... Ma c'era stata una grande espansione dell'economia cinese. Assolutamente sì, sono un po' una sorta di finta bolla che poi appunto ha sempre il rovescio della medaglia, e quindi aspettiamo che anche appunto il mondo orientale torni a crescere, e poi siamo appunto sul pezzo valutando, cerchiamo di verificare. Esatto, questi eventi sì, di grande... Benissimo, grazie a Carmelo Nicolosi per essere stato con noi, ci ha fatto capire qualcosina in più rispetto a quelle che sono poi le nostre conoscenze su quello che è il mondo. Ti vedo preparato invece sui mercati mi sono documentato, finanziari, sui grandi colossi finanziari. Grazie allora, ci rivediamo presto magari per parlare di altri aspetti finanziari. Adesso c'è l'almanacco e dopo torniamo con i consigli di Marco Amato e vediamo cosa dicono le stelle per questo avvio di settimana. Oggi, 4 marzo, si celebra il World Tennis Day, la giornata mondiale di promozione e diffusione del tennis e dei suoi valori. È uno sport che fa bene in ogni stagione e ad ogni età. Ecco perché è quarto nella graduatoria delle discipline più praticate in Italia. Perché le case di Amsterdam sono così strette e lunghe? Beh, la risposta è legata a una questione fiscale. Nel passato, infatti, i proprietari delle case dovevano pagare una tassa in base alla larghezza della facciata. Più la casa era larga, più la tassa era alta. Quindi, per risparmiare, gli abitanti di Amsterdam costruirono case strette, ma alte e profonde, per avere più spazio. Questo comportò però un altro problema. Le scale, che erano molto ripide e strette, rendevano difficilissimi i traslochi. Per questo motivo le case hanno dei ganci sulla sommità che servono per sollevare i mobili con delle funi e farli entrare dalle finestre. Uno degli aspetti più affascinanti di alcune espressioni siciliane è che non sono interamente traducibili. Annagarsi è l'esempio più ovvio e che racchiude in sé significati opposti. Affrettarsi, ma anche tergiversare. Chi si annaca, in sostanza, si muove però senza spostarsi troppo. Poi altra espressione intraducibile legata al movimento è muoviti femmo. E allora adesso guardiamo le stelle, lo facciamo con Marco Amato. Buongiorno, buon lunedì Marco. Buongiorno e buon inizio settimana. A te. Ciao Manuela, ciao Angelo. Ciao Marco. Allora stamattina parliamo di musica, è un periodo che
ci fai spesso di queste riflessioni, parliamo dei Brit. Ma prima chiedigli la tazzina azzurra, scusa, è mezz'ora che lì che te la fa vedere. Ecco, adesso la vedo vicina, La no? vediamo. È una tazzina particolare, particolarissima, perché ha... È un verde acqua, in particolare il colore è un Tiffany. Sì, molto bello, stavo cercando molto di capire raffinato. cos'è quel disegno che viene riproposto. Ci sono dei fiori, ecco, esatto, adesso lo vediamo, perfetto, ok, d'accordo. Allora, Brit Awards sono praticamente i premi della musica in Inghilterra. Inglese. Inglese, appunto, sì. E c'è soprattutto un personaggio su cui tu stamattina ti vuoi focalizzare. Assolutamente sì, è la signora Raye, cantante che apprezzo tantissimo musicalmente, fa dei pezzi che io particolarmente adoro, ma quello che mi saltava subito all'occhio è la sua valenza zodiacale, ovvero l'essere Scorpione. Dunque, Raye vince quello che è il più importante premio britannico per la musica, ma la sua natura scorpionica fondamentalmente la porta a produrre nel giro di un breve arco, peraltro temporale, tutta una serie di pezzi assolutamente produttivi, creativi, cangianti, meravigliosi. È una cantante che io personalmente stimo tanto e in cui ritrovo la valenza tipica del segno più creativo dello zodiaco, lo Scorpione. Ecco, vedete, spesso nell'astrologia da rotocalco, come la chiamo sempre in maniera dispregiativa, lo Scorpione viene sempre associato a particolarità un po' improprie. Lo Scorpione è il segno del parto, della produzione, del gestare, del partorire qualcosa di creativo, di produttivo, di intenso. Ecco, Raye assolutamente incarna musicalmente nelle sue sonorità quella che è la valenza scorpionica, ovvero la creazione di sonorità nuove e di un parto produttivo decisamente sui generis. Lo Scorpione, come vi ho raccontato in questi mesi, ha assolutamente una forza naturale propensa per la creatività. Ma non solo zodiacalmente, i transiti di questo periodo riguardano proprio questo meccanismo eversivo dello Scorpione che riguarda un po' anche tutti i segni fissi, quindi Toro, Scorpione, Acquario e Leone. Questi 4 segni zodiacali tendono molto a cambiare il loro stesso mondo per cambiare tutto il circostante. Quindi complimenti a Raye per il suo successo, ma forza Scorpione, Leone, Toro e Acquario per tutta la forza che ci stanno mettendo in questo momento per cambiare le proprie di vita. Allora, questo momento zodiacale in cui il lunedì inizia in una maniera splendida, ovvero Mercurio dialoga con il pianeta Urano in regime di sestile. Cosa significa questo? Il pianeta dell'intelligenza e quello della genialità. Da oggi stabiliscono che i loro rapporti creano assolutamente dei sogni possibili. Quindi per tutto quello che riguarda gli Arie, Gemelli, Bilancia e Acquario, e per quello che riguarda i Terra, Toro, Vergine e Capricorno, si ha la possibilità di avere la concretezza delle idee. Quindi ognuno di questi segni zodiacali gestirà una forza capace di concretizzare e realizzare le loro filosofie e le loro teorie. Bene anche per il fuoco, quindi Ariete, Leone e Sagittario trovano assolutamente molto coerente questa energia uraniana e mercuriale per creare degli accordi che siano finalmente irrisolutivi, che siano finalmente mobili e cangianti, in particolare l'Ariete in amore, il Sagittario negli accordi affaristici, il Leone invece riesce a dialogare meglio con se stesso e a creare nuove dialettiche che riguardano proprio dall'arredamento di casa sua fino alla comunicazione con gli altri. Il Leone riesce meglio a esprimere se stesso in tutte le sue meravigliose e solari forme. Bene anche per gli acqua, oggi gli acqua, in particolare pesci
Cancro e Scorpione hanno una particolarità innata: l'intuito e la creatività gestionale riguarda proprio per il Cancro il lavoro. Per lo Scorpione invece tutto il flusso creativo di cui sopra parlavo a proposito di Rai, e quindi creano nuovi accordi, creano nuove direzioni, nuove strade. I Pesci invece di crearne di nuove si centrano in maniera statuaria sulle loro certezze e ne fanno un baluardo inespugnabile per la loro vittoria. Con questo spero di avervi augurato un bellissimo lunedì e un bellissimo inizio settimana e buona giornata con le stelle. Grazie, buon caffè a te. Grazie Marco. Allora, torno da Emanuela, un'ultima diciamo, notizia dai quotidiani stamattina. Da Repubblica dobbiamo dire addio tra un po' ai bagnini, il bagnino che è stato un po' il sogno di tante ragazze, di tante donne, l'abbiamo visto anche cinematograficamente, è sempre stato rappresentato in una certa maniera. Ecco, c'è questo allarme, ne parliamo seriamente, dei gestori insomma, che chiedono bagnini ai ragazzi, non interessa più, ne mancano. Ma sarà perché non è conveniente? Nel senso, da un punto di vista economico? Da un punto di vista economico, sì, forse il trattamento mia osservazione, è probabile. Comunque ne mancano 4.000 in Italia, pesano i costi del vitto e degli alloggi nelle località turistiche e gli addetti ai lidi vengono quindi convertiti. Vedremo. Speriamo che in qualche modo si possa trovare una soluzione, perché il bagnino è importante, è molto importante. Allora Emanuela, siamo quasi in chiusura, però ricordiamo adesso e ripiloghiamo cosa è accaduto il 4 marzo. Partiamo da lontano, 1848, quando a Torino Carlo Alberto, re di Sardegna, firma lo Statuto Albertino, che è la prima Costituzione italiana. Stiamo vedendo delle immagini di Torino. Con questo primo testo si stabilisce già il principio fondamentale, cioè quella dell'uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Passiamo adesso al 4 marzo del 1861, quando viene issata per la prima volta la bandiera degli Stati Uniti d'America. La vediamo, è questa. La prima bandiera nota come Stars and Bars, stelle e barre. Aveva allora soltanto 7 stelle bianche, una per ogni stato confederato, oggi sono naturalmente 50. E poi cambiamo argomento, il 4 marzo del 1877 va in scena per la prima volta al Teatro Bolshoi di Mosca il Lago dei Cigni. Il celebre balletto ha inizialmente uno scarsissimo successo, tanto che lo zar Alessandro abbandona il teatro prima della fine dello spettacolo. Con il tempo diventa invece uno dei più famosi esempi del balletto classico. Torniamo in Italia e andiamo al 4 marzo del 1947, quando avvenne l'ultima esecuzione capitale della storia d'Italia. I 3 condannati a morte erano tutti di origine siciliana, riconosciuti colpevoli di una strage, e il Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, aveva negato loro la grazia. Passiamo al 4 marzo del 1966, quando un quotidiano inglese pubblicò un'intervista a John Lennon, nella quale il leader dei Beatles paragonava la popolarità raggiunta dal rock a Gesù Cristo. La dichiarazione fu fraintesa e pubblicata con il famoso virgolettato "I Beatles sono più famosi di Gesù". Questa è la frase originale. Oggi diremmo un errore, chiaramente, di comunicazione. E oggi vogliamo rendere omaggio ad un grande, lo stiamo vedendo qui in questa foto, un grande artista, un grande cantautore che ha sognato e che ha segnato anche la musica italiana con le sue canzoni, Lucio Dalla. È nato il 4 marzo del 1943, ci ha lasciato nel 2012 dopo una vita ricca davvero di tanti successi. La canzone che vi proponiamo stamattina è proprio 4 marzo 1943, che è stata presentata anche al Festival di Sanremo nel 71, si piazzò terza. Inizialmente il titolo doveva essere Gesù Bambino, ma la canzone costrinse a cambiare sia il titolo che gran parte proprio del testo per rendere omaggio a Dalla. Si scelse proprio la data di nascita. Intervenne la censura nel caso specifico, e allora noi risentiamo e riascoltiamo 4-3-1943 di Lucio Dalla. Buongiorno da Angelo Gagliano ed Emanuela Corsi. Ciao Angelo. A domani con Buongiorno Sicilia.